Ciao Tosi, come potete vedere siamo in mezzo ai Grebani. Oggi siamo addirittura uno in più perché si è aggiunto lui che però non è di Vallà, quindi non sarà nel video, lui lo taglieremo fuori. Abbiamo anche Marco Pantani nel gruppo, oggi qui con noi. Adesso andremo a cacciare qualche cinghiale, ci vediamo quando ne catturiamo uno. Siamo proprio in mezzo al nulla. Caldo, appena ti sfreddi. Abbiamo già i primi che si lamentano, come lui, l'altro là che si lamenta dei polpacci. Che delusione. Ecco, dovete sapere che queste rocce sono delle rocce. Prima pausetta, ma stiamo procedendo belli spediti, è circa mezz'ora che camminiamo. Primi pini, dai che cambia un po' il paesaggio, se no sembra sempre la stessa clip. Finalmente siamo usciti dal bosco, abbiamo trovato dove si nasconde Walter White. Vamos! Come non detto, non possiamo scappare dal bosco. Siamo arrivati su sta casetta, davvero un bel posticino. Pausetta adesso. Prendiamo un po' in prestito sto tavolino. Peccato che c'è foschia perché sennò si vedrebbe stravene il panorama. Ci sta comunque. Sarebbe Monte sì. Oh, ci sono i parapendi. Piccolo ostacolo naturale. Dai. Prego. Che atletico. Dai che forse là è la fine del bosco, speriamo. Basta bosco, sul serio. Dai. Stavolta ci siamo quasi, ma per davvero. Abbiamo fatto un casino di strada. Manca poco, vamos. Incredibile, abbiamo addirittura trovato la neve. Ah, bel posto. Dai che siamo quasi arrivati in cima. Qua ce n'è un po' di più, ma finalmente siamo allo scoperto. Vamos. Forcella, Malga, Legnarola, 1320 metri. Bellissimo posto qua.
Panorama stupendo qua. Quella Finalmente pausa. No, adesso mi devo... Dai che si riparte. Dai raga. Vamos. Fa freddissimo adesso. freddissimo. Marco Fantani si è trasformato in un talebano. Abbiamo trovato la neve di nuovo e si rientra nel bosco. Si vede in lontananza il sacrario di Cima Grappa. Davvero panorami stupendi. So che l'ho detto 20 volte, ma è bellissimo qua. Vedo, mi spoglio anch'io. No, vabbè. Stanno lasciando vecchio, quello non mi Cazzo, ci viene a prendere! metti le mani su. Ora faccio un tuffo. Neve. Andiamo al Monte Colombera. Su, di qua. Adesso dobbiamo arrivare tipo là, che c'è la croce. Poi penso che scendiamo, ma intanto arriviamo là. Oddio! Come si casca? Si salta su? Che figata! Guardalo! Guardalo che bello! Ma era stra... Madonna. Guardalo! Questo è il marchio di territorio. Guarda che bello! Bello, bello! Ciao! Ciao! Monte Colombera, 1449 metri. Dopo dobbiamo scendere per di qua, per Covolo. Adesso siamo qua, dai. Dai che arriviamo, Gesù. Wow, guarda che posto. Stupendo. Beh, dai che adesso si riparte. Adesso andiamo giù per un sentiero interessante, tratteggiato, che dovrebbe essere un po' difficile, quindi non so quanto riesco a filmare, anche perché mi sta per morire il telefono. No, Andiamo. Ciao. È finito la parte bella, ritorniamo dentro al bosco. Occhio, 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 occhio. E con tutte quelle foglie. Faccio una preghiera. Siamo ancora a 1190. Adesso è tutto bosco fino a Covolo. E capita?
Vi ho risparmiato tutta la discesa perché è stata davvero pallosa, faticosa, davvero la discesa peggio roba. Finalmente siamo arrivati a Madonna del Covolo, io ho i piedi distrutti. Prima eravamo là in cima, si vede un pochino la croce e basta. Ciao, ciao, ciao ciao, ciao ciao ciao. Grazie per aver visto il video e spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo che probabilmente sarà un vlog settimanale come sempre. Ciao.